Penso sia doveroso un intervento autorevole da parte del governo. La Regione, se può, farà sicuramente la sua parte, visto e considerato che non possiamo dilapidare un patrimonio così importante nelle famiglie dei veneti. La situazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca preoccupa il presidente della regione Luca Zaia, una preoccupazione afferma condivisa con istituzioni, migliaia di risparmiatori e tutto il mondo imprenditoriale veneto che, dopo la più grave crisi economica del dopoguerra, sta faticosamente ritrovando la via della ripresa e dello sviluppo. La regione non ha competenze che permettano un'azione diretta, per questo il governatore ha scritto al presidente del Consiglio Renzi e al ministro dell'economia Padoan, oltre al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, chiedendo un'azione di salvataggio decisa ed efficace, come è avvenuto in Italia per altri istituti di credito, Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. La mia preoccupazione in questo momento è quella di fare in modo che ci sia un intervento autorevole dall'alto. Ricordo che il governo è intervenuto sulle 4 banche, tra le quali Etruria, non più tardi di un paio di settimane fa, e che riconosca ai veneti che comunque il conto salato non lo possono pagare i piccoli risparmiatori. Le banche svolgono un'azione indispensabile di sostegno creditizio all'economia regionale che, secondo Zaia, non ci si può permettere di perdere. Perdere questo patrimonio significa mettere sicuramente a pane d'acqua molti risparmiatori e piccoli azionisti, e dall'altro perdere un sistema di credito che sul territorio è sempre stato presente. Zaia ha però un rimpianto, una proposta rimasta inascoltata che forse avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Dicevo, fondiamo le 2 banche, lei lo ricorderà, fondiamo le 2 banche, ascoltiamo le indicazioni di Banca d'Italia, sarà una pillola amara, ma comunque iniziamo un percorso. Se allora si fossero fuse le 2 banche, molto probabilmente la storia oggi sarebbe cambiata.